Salve! Siamo a Monselice, a sud di Padova e nel parco dei Colli Euganei. In particolare adesso siamo lungo la via del santuario delle Sette Chiese. In questo colle c'è la zona del castello e alla fine della via delle Sette Chiese ci troveremo davanti alla rocca. Ma non vi voglio anticipare nulla. In questo castello, in questa rocca si dice che ci sono tre fantasmi: il fantasma di Avalda, l'amante di Ezzelino da Romano, il fantasma di Jacopino da Carrara, signore di Monselice, e di sua moglie Giuditta. Ma ancora non è il momento, non mi sembra proprio. I fantasmi si vedono di notte col buio, quindi ritorneremo più tardi. Ciao! Ecco, siamo qua, è giunta notte. E allora è l'ora giusta per vedere i fantasmi. Ma il fantasma di Avalda si trova all'interno del castello e anche il fantasma di Jacopino da Carrara. Ma noi non abbiamo le chiavi. E allora abbiamo la speranza di vedere solo il fantasma di Giuditta, la moglie di Jacopino. Se abbiamo un po' di fortuna, possiamo avere la speranza di vedere il fantasma di Giuditta che si aggira intorno al castello per cercare il suo amato, Jacopino. Ah! Ah! Ma... Ah, ah, aiuto! Ah, ah, il fantasma di Giuditta! Ah!